Bentornati a tutti alla Cittadella, io sono Matt Kerus, con me ci sono Francesco Borgonovo e Massimo Salvati. Beh, devo dire che se ne sta parlando molto poco sui giornali italiani e in TV, eppure siamo di fronte ad un vero e proprio scandalo mondiale che sta mostrando come la distopia descritta da Orwell in 1984 è molto più realtà di quanto si creda. Sto parlando del caso Epstein, dei 3 milioni di file rilasciati nei giorni scorsi. Una vicenda che però va oltre tutte le cose brutali che oggi sappiamo sulle violenze, sui minori. Qui si sta parlando di una rete fitta, no, di personaggi potenti del mondo, che stanno al di sopra della legge, che fanno affari, che decidono veramente le sorti del mondo. Uno scenario, realmente orwelliano. Allora, sto esagerando o questa è la realtà? Matt, non lo so, io, guarda, sinceramente sono giorni che guardo tutto quello che esce, ovviamente sono milioni di file, è difficilissimo orientarsi, c'è anche un lavoro mostruoso di ricerca da fare all'interno e questo è uno dei motivi secondo me per cui non se ne parla, è anche una questione di poca voglia di entrarci dentro secondo me. Sulla Verità c'è Maddalena Loi che lo sta facendo, e altri insomma, cioè abbiamo un po' di persone che ci dedicano giorni e giorni a fare questo lavoro, che è impegnativo. A me colpisce una cosa, no, che, proprio negli ultimi giorni c'è stato tutto questo dibattito su Pucci che non va a Sanremo, no, una roba patetica, grottesca, vergognosa di uno che viene, attaccato, massacrato perché ha detto 2 battute un po' così, no: "Ah, è volgare, sessista, è omofobo". Cioè, parliamo di questo titoloni sui giornali, ma ragazzi, ma se c'è un caso ehm, di vero razzismo, di vera discriminazione, di vero sessismo, di vera oppressione, di vera intolleranza, ammazza, è il caso Epstein. Cioè, pensate cosa vi ricordate cosa è successo con il Me Too all'epoca? No, quando cominciarono a uscire le prime cose su Weinstein. Ma ragazzi, lì era come dire, era l'acqua di rose rispetto a questa cosa qui, no, eppure c'erano i titoloni, le femministe, c'erano gli indignati speciali, la sinistra che s'arrabbiava. Qui c'è un quinto di questa attenzione. E allora secondo me io facevo collegamento col caso Pucci perché, c'è sempre un mondo, no, che è quello progressista che decide di cosa devi parlare, di cosa non puoi parlare, di cosa ti devi occupare, dove si deve dirigere l'informazione. Ecco, evidentemente a qualcuno io non voglio, ripeto, non mi piace buttarla in destra e sinistra, però evidentemente c'è qualcuno a cui parlare di questa storia qua non fa tanto comodo, no, ehm, poi si fa presto, sai, quando tu butti così tanto materiale e poi fai circolare tutta una serie di fake e poi, le teorie del complotto e poi questo e poi quell'altro, un attimo, come dire, rovinare, no, tutto, sputtanare tutto, farlo finire in vacca. E invece qui ci sono delle cose molto serie che riguardano, l'élite globale, cioè l'élite, non l'élite nel senso di quelli che devono l'aristocrazia, nel senso di una parte di gente molto ricca e molto potente che ha avuto in mano per dei periodi il destino delle popolazioni. Cioè Epstein non è un passante, o meglio, era uno che aveva dei rapporti con gente potentissima, Bill Gates penso, no, tutto il giro dei Clinton. Cioè questa roba qua non è indifferente. Pensare che queste persone così autorevoli, così ascoltate, abbiano partecipato a questo schifo, sinceramente mi lascia abbastanza di stucco. E noi anche giustamente, per carità, ci occupiamo del nostro Sanremo, delle nostre polemiche qui da noi, però qui, c'è veramente una disparità enorme tra le cose su cui fanno i titoloni i giornali in queste ore e questa roba qui, che peraltro di nuovo secondo me è un altro chiodo nella bara, nella credibilità di un certo mondo liberal, no, c'è tutto il mondo liberal di gente che ha fatto lezioni a chiunque, è da quel mondo lì che è partorito il wokismo e si vedono tra l'altro tracce anche negli Files di questa superiorità, di quest'idea di essere in qualche modo illuminati da Dio, di poter fare ciò che si vuole. È una cosa terrificante, no, potremmo scendere anche in altro tipo di antinomismo religioso, ma non voglio farla né troppo complicata
né Matt, insomma troppo occulta, però c'è della roba veramente inquietante lì Però dentro. guarda, oggi noi abbiamo 2 ospiti speciali, proprio per questo, vado a presentarle. Abbiamo Maddalena Loi con noi, giornalista e redattrice alla Verità, e Ilaria Bifarini, commercialista e revisore, autrice di saggi come Il grande reset, dalla pandemia alla nuova normalità, e Inganni economici, falsi miti di una scienza sociale. Ora inizio proprio da Bifarini e insomma tantissimi file sono stati, rilasciati. È difficile collegare tutti i puntini, capire che cosa c'è di vero e che cosa c'è di falso. Peraltro moltissime immagini, anche diversi video, sembrano che siano stati creati con l'AI, quindi è difficile individuare anche che cosa c'è di reale davvero, soprattutto quello che gira sui social. E insomma, però finora le chiedo che cosa sappiamo davvero quindi su questo scandalo e qual è una sua valutazione in merito a tutta la vicenda. Prego. Sicuramente di 3.000.000, 3.500.000 di pagine, un'infinità di file, è al momento difficile avere un quadro chiaro ed esaustivo e soprattutto, come hai ben spiegato, con tutte le fake news che sono all'ordine del giorno, le ricostruzioni fatte attraverso l'intelligenza artificiale, diventa ancora più complicato, ma soprattutto quello che ci impedisce di avere un quadro quantomeno d'insieme dentro il quale muoverci è l'omertà dei media mainstream. Il vero problema di informare l'opinione pubblica, riuscire a creare una conoscenza, una consapevolezza del cittadino consiste proprio in questo. I media mainstream relegano questa inchiesta, questo scandalo, che è davvero è lo scandalo della nostra epoca, dell'epoca moderna, per la gravità, per l'importanza, per l'impatto proprio e lo spessore a livello antropologico di quanto sta trapelando da questi file e quanto in parte però già si sapesse. E il vero ostacolo ad avere un quadro, una ricostruzione, è proprio questa omertà connivente da parte dei media mainstream. L'altro giorno mi sono sfogliata appositamente Repubblica, non lo facevo da tempo in memoria, con grande coraggio, per vedere a che pagina relegassero una notizia così importante, che è la chiave di lettura, la chiave per comprendere i nostri tempi. Ebbene, era la 21ª pagina, con ricostruzioni molto parziali, edulcorate e sommarie, dove si cercava di forzare ovviamente la connivenza da parte del solito Trump. Vediamo anche quei pochi cenni di telegiornale, soltanto foto di Epstein con Trump, e si facevano delle ricostruzioni così molto come dicevo edulcorate, molto depotenziate, che sicuramente non arrivano all'opinione pubblica, non arrivano al grande pubblico. E infatti colgo l'occasione in questa puntata per fare i complimenti alla giornalista Maddalena Loi, che è l'unica, credo, al momento in Italia che sta facendo un lavoro serio, con tutta la difficoltà di andare a lavorare, indagare su questo argomento e questa mole di documenti, e l'unica però che sta facendo un lavoro serio di informazione, ma dovrebbe essere amplificato, a mio parere. E infatti voglio proprio chiedere alla dottoressa Loi come mai, per l'appunto, sembra che le persone oggi non abbiano ben compreso quanto questo scandalo sia mondiale, no, quanto impatto ha davvero. Cioè, mi sembra, piuttosto di che le persone lo percepiscono più come un gossip, come un discorsetto da fare al bar. Invece siamo di fronte veramente a un'élite mondiale che ha dimostrato di avere un potere incredibile e che addirittura, ci viene sbattuto in faccia senza che poi purtroppo, probabilmente, vedremo mai una vera giustizia in atto in questo. Dottoressa Loi, cosa ne pensa di questo?
Ma il motivo per cui, diciamo, c'è questo tipo di curiosità è che lo scandalo Epstein, che è sicuramente lo scandalo del secolo, è stato presentato fin dall'inizio come uno scandalo soltanto sessuale, perdonatemi il soltanto, anche perché è abbastanza disgustoso poi già scoprire appunto quali sono le vulnerabilità e le debolezze di persone che facevano di politici che predicavano, diciamo, bene e razzolavano molto molto male in privato. Quindi è stato presentato come uno scandalo sessuale, mentre in realtà, cioè, Epstein non era un socialite, cioè non è che fosse uno che passava le giornate tra donne anche minorenni. Era anche quello, ma soprattutto era un uomo di finanza che aveva le mani in pasta ovunque, aveva un grossissimo patrimonio collocato nelle maggiori banche mondiali, quindi era uno che faceva affari. E perché non escono queste cose? Perché gli affari li ha fatti con chi ha comandato in questi ultimi 15-20 anni, e quindi stiamo parlando di questa elite europea, occidentale, americana, che era per lo più liberal, era di sinistra, progressista. Quindi noi abbiamo una predominanza di persone realmente coinvolte in affari, non soltanto, diciamo, tempo libero, ma anche affari, che appartengono o al Partito Laburista, vedi il caso di Mandelson, che sta scatenando delle reazioni a catena enormi, perché oltre a lui, oltre alle sue dimissioni, si è dimesso il capo dell'ufficio del Cabinet Office di Starmer, si è dimesso oggi anche il capo della comunicazione. Tutti chiedono le dimissioni di Starmer perché Starmer aveva letto il rapporto che riguardava Epstein e Mandelson, eppure ha nominato lo stesso Mandelson. È sicuramente democratico l'ex presidente Bill Clinton, che si è rifiutato di testimoniare fino a oggi, dopodiché è stato obbligato dal partito appunto di Trump ad andare e a testimoniare, e lo farà il prossimo 27 febbraio insieme con sua moglie Hillary, però hanno dovuto minacciare di fargli un'incriminazione per oltraggio al Congresso per ottenere che accettasse di testimoniare. È sicuramente socialista Jack Lang, storico ministro della cultura francese sotto Mitterrand, che aveva cioè veramente un forte rapporto con Epstein e soprattutto sua figlia, che ha aperto una società offshore nelle Isole Vergini, dicendo che non aveva pensato che fosse necessario dichiararla al fisco perché tanto loro non ci guadagnavano. Ecco, questa è la dimensione morale, diciamo, delle persone che hanno avuto questi rapporti con Epstein. E spiace dirlo, il primo ministro norvegese, non so, il primo ministro norvegese che diceva non mi puoi dare soltanto donne giovani, non ce la faccio solo con donne giovani. Ehud Barak, laburista, cioè e poi c'è chiaramente Bill Gates, e dai rapporti di Epstein con Bill Gates noi capiamo che questo non è soltanto uno scandalo sessuale, perché quello che è venuto fuori di Bill Gates è che lui sarebbe andato nell'isola di Epstein, che avrebbe forse contratto una malattia venerea da una giocatrice di bridge prostituta russa e avrebbe passato questa malattia alla moglie, e che avrebbe detto che voleva dare gli antibiotici di nascosto alla moglie. E poi sembrerebbe che in una mail che Epstein manda a se stesso, in cui si rivolge a Bill Gates, gli dice: mi hai detto che non devo far vedere le mail dove mi mandi la descrizione del tuo pene. Ecco, chiaramente la stampa si è concentrata su queste perché sono le cose più cicciotte, tra virgolette, ma in realtà Bill Gates aveva e faceva affari con Epstein. Loro passano parecchi anni, almeno dal 2011, a costruire una struttura insomma, ufficialmente per la salute globale,
perché questo fa sempre Bill Gates, no? Distribuisce i vaccini in tutto il mondo, perché salva i poveri insomma, dalle malattie, eccetera, eccetera. Quindi questa è l'immagine ufficiale di Bill Gates. In realtà nelle mail private loro, soprattutto Epstein, suggerisce a Bill Gates come fare soldi con i vaccini, testualmente, come fare soldi attraverso la beneficenza. I due lavorano per costruire un fondo che sarebbe, nei desiderata di Epstein e di Bill Gates, il più grande fondo, la più grande fondazione del mondo, dove promette a Bill Gates di centuplicare il suo patrimonio. Quindi cioè il punto che io peraltro ho sottolineato oggi in un articolo, insomma, cioè proprio cioè in quest'articolo sulla Verità ho specificato che c'è stato un grosso fraintendimento su quello che ha fatto Epstein e soprattutto c'è una grande copertura, una grande indulgenza su quello che è stato il rapporto di Epstein con il potere. E quindi, siccome il potere, ripeto, negli ultimi 15-20 anni al potere sostanzialmente ci sono stati i democratici, specialmente negli Stati Uniti, tranne la parentesi non prevista di Trump, ma per il resto noi abbiamo avuto i Clinton, gli Obama, Biden, quindi quello era il mondo con cui si relazionava Epstein. Ed era un mondo che non aveva rapporti con i repubblicani. Poi magari salteranno fuori, sono saltati fuori anche dei personaggi vicini ai repubblicani. C'era per esempio Steve Bannon che si dava un gran da fare per guadagnare soldi, però Bannon è stato per esempio licenziato, allontanato da Trump. Ecco, Lo stesso Trump. A proposito di Steve Bannon, no, ci sono negli ultimi giorni voci, insomma, che parlano di rapporti con Matteo Salvini, con la Lega, si parla Vabbè, di... quello guarda, quella è una cosa veramente ridicola. Cioè ci sono due piani di contatto con Epstein. Un conto è essere citati da Epstein, un conto è avere rapporti con Epstein. Bannon ha semplicemente detto a Epstein che si sarebbero dovuti finanziare i partiti sovranisti, quindi Le Pen e Salvini. Beh, Poi- oddio, in realtà però cioè, dice che Salvini era seduto sulle ginocchia di Bannon in senso un po' metaforico, no? Come per dire che stava Sì, nelle sue mani. Sì, Quindi, ma come noi sappiamo anche sulla questione dei presunti soldi russi, no? Che sarebbero stati mandati alla Lega, cioè quei soldi non sono mai arrivati. E quindi questo significa che non c'è stato alla fine un contatto cioè l'intento chiaramente, come sempre è successo negli ultimi anni, l'intento dei collaboratori di Epstein e di Epstein stesso era avvicinare il potere. E come lo avvicinava? Cioè corrompendolo, quindi con la corruzione sessuale e con la corruzione economica. E così hanno tentato di fare anche con Salvini, però ricordiamoci che non risulta da nessuna parte che sono stati finanziati da Epstein, perché sarebbe, oltretutto, cioè provate ad immaginare, ma secondo voi, fra Trump e Salvini, se ci fosse stato qualcosa in queste mail, ma non sarebbe già saltato fuori? Ma infatti a me Sicuro. sembra... però a me ce ne sono sembra una... tante, ce ne sono ancora tante da Vai, rilasciare, questo è da dire. Beh, Sì, però vi ricordo che oggi, per esempio, c'è questa mail appunto del repubblicano Massi che dice: domani vado a vedere le email, quelle non sbianchettate. Ditemi cosa volete sapere. Ora, se i repubblicani si espongono in questo modo, beh, forse, non so, a me viene da pensare che non abbiano
A me sembra che insomma Allora, ci sia stato appunto magari anche solo un qualche scambio di messaggi dove è stato citato qualche personaggio, ma che l'intento poi di certi giornali o di certe parti politiche sia poi la strumentalizzazione, no, del fatto. Quindi allora, mi sembra sicuramente Trump aveva interrotto i rapporti con Epstein nei primi anni 2000, quindi sono 25 anni che non aveva contatti con lui. Vabbè, adesso è morto, quindi. E l'89% dei finanziamenti delle donazioni che fa Epstein sono per i democratici, quindi non per i repubblicani. Salvini, men che meno, non esiste traccia di nessun tipo di contatto diretto tra Salvini ed Epstein. Quindi stiamo parlando appunto sempre, cioè un conto è trovare una mail dove tu trovi il primo ministro norvegese che gli dice io non posso avere tutte queste ragazze giovani. Un conto è trovare una mail dove Bill Gates parla della pandemia come un modello di business. Certo, E un ovvio. conto è trovare una mail dove una terza persona, cioè quel Bannon licenziato da Trump, cerca in tutti i modi di fare affari con Epstein perché capisce che Epstein è uno che li maneggia i soldi, cioè aveva un patrimonio personale solo in immobili di 380 milioni di dollari, quindi solo di case, ok? Quindi dottoressa è Loi, ovvio, la fermo un attimo che ci dobbiamo fermare, ma ritorniamo tra pochissimo io, per insomma io continuare. purtroppo vi devo lasciare La salutiamo allora, dottoressa Loi, grazie per essere e stata vi qui a ringrazio dibattere con molto. noi Grazie. e allora ci fermiamo giusto un attimo, ma torniamo tra pochissimo.
Rieccoci qui, la Cittadella, Matt Kerus, Francesco Borgonovo, Massimo Salvati ed ecco con la nostra ospite Ilaria Bifarini, alla quale domando, visto che abbiamo parlato anche dei contatti che sono emersi tra Epstein e Bill Gates, sembra quasi che i complottisti, i cosiddetti complottisti di qualche anno fa, forse avevano ragione. Cioè, la voglio buttare lì, avevano quindi ragione a discutere riguardo insomma la paura anche dei potenti di poter mettere in atto degli strumenti. Insomma, io so che lei tra l'altro è autrice anche del saggio Il Grande Reset, quindi ne sa sicuramente più di me. Cosa ne pensa lei riguardo questo? Proprio il Grande Reset è stato tacciato infatti dai ben pensanti come una teoria del complotto, nonostante fosse tutto palesemente documentato, fosse tutto così evidente a degli occhi che non fossero oscurati da pregiudizi. Quando io infatti ho pubblicato il Grande Reset a fine 2020, ricostruendo sia l'iniziativa della simulazione della pandemia Event 201 da parte dell'associazione di Bill Gates, sia da parte di mettendo in mostra tutte le iniziative prese tempestivamente, quasi appunto con una preparazione anticipatoria da parte del forum di Davos. In realtà non era così difficile ricostruire i pezzi e ricreare questo puzzle.
E poi abbiamo avuto la conferma laddove ce ne fosse bisogno, dal desecretamento dei file di Epstein, che da tempo si stava pianificando una pandemia che avrebbe portato, come di fatto è accaduto, al business vaccinale, lo sviluppo di nuovi mercati, un'accelerazione della digitalizzazione, della cosiddetta quarta rivoluzione industriale, di alcune tecnologie che altrimenti avrebbero faticato a prendere piede, e è venuto fuori proprio palesemente come anche Klaus Schwab fosse nominato, coinvolto, e quindi fosse un piano già scritto. Ma non solo, successivamente ho continuato poi ad approfondire questo filone, anche se appunto sempre pagando lo scotto di essere, ahimè, tacciata e associata al complottismo, pur con grande dispiacere, perché poi ho sempre prestato molta cura, anzi poi mi sono resa conto di essere diventata a un certo punto quasi ossessiva, no? Come per controbilanciare nella citazione delle fonti, nella documentazione. E in realtà anche il progetto aberrante, mostruoso, che è emerso sempre dalla desecretazione di questi file, ossia il progetto di eugenetica, era qualcosa che già era venuto alla luce tramite delle inchieste giornalistiche, in particolare del New York Times, per cui già c'erano molti indizi che portavano alla ricostruzione di questo piano aberrante di cui poi abbiamo letto nei giorni scorsi, grazie appunto alla desecretazione di questi file, un articolo proprio apparso sulla Verità, che ripeto, ahimè purtroppo è l'unico giornale di fatto che se ne sta occupando, di come avessero messo in piedi questo progetto che va oltre l'aberrazione umana. Siamo davvero oltre il luciferino, il satanismo puro, cioè creare dei super uomini con donne ingravidate, giovani donne ingravidate attraverso il seme di questi superpotenti, e tra i vari pare che fosse coinvolto anche Hawkins, il tanto declamato, acclamato genio, e che veniva, non si sa per quale pregiudizio ideologico, considerato come una mente non solo illuminata ma anche volta al bene, perché poi il grande inganno, la grande mistificazione da parte dei media ufficiali, da parte del mainstream, da parte di tutto un sistema mediatico, informativo, comunicativo, corrotto nelle sue radici, perché comunque è una diretta espressione, emanazione di questi poteri, non ha fatto altro che spacciare per filantropi dei veri mostri. Io non so con quale coraggio, con quale dignità un Fabio Fazio possa aver letto non solo le mail desecretate dei file di Epstein, dove c'è un carteggio evidente e indiscutibile, oggettivo, tra Bill Gates e Epstein, ma addirittura le accuse della moglie e le sue scuse, oltre al fatto che è stato pruriginoso, che è stato citato prima della malattia venerea, curata poi all'insaputa tramite somministrazione di antibiotici alla moglie. E Bill Gates che chiede scusa, e pensiamo che questi file non sono stati tutti desecretati, ne mancano circa 2,5 milioni, quindi poco meno della metà, perché c'è stata una sorta di censura per preservare un minimo di umanità, di rispetto della nostra umanità, di noi esseri umani, perché a questo punto vediamo quasi un mondo diviso tra umani e non saprei neanche come chiamarli, forse
i vecchi attributi di rettiliani sono anche poco rappresentativi. Però Sì, dottoressa qui, Buffarini, io vorrei sì. interromperla un secondo per agganciarmi a quello che ha appena detto sulla censura e su Fazio, per collegarmi un secondo con il discorso di Pucci, perché proprio ieri sera, guardando Fazio, la simpaticissima Luciana Littizzetto ha fatto una battuta sulla statua di Trump e sul fatto che è stata appunto costruita questa statua di 5 metri e incoraggiava i piccioni di tutto il mondo a sporcarla defecandoci sopra. E noi, come posso dire, queste battute della Littizzetto a cui noi siamo ormai abituatissimi, sono all'ordine del giorno e fanno anche parte del gioco, nel senso che sono satira. A qualcuno può piacere, a qualcuno può non piacere, come Pucci può piacere e può non piacere, però quello che è il punto secondo me più importante di tutta questa vicenda, che è la questione della censura e di un certo mainstream che viene sempre coperto e che ci deve insegnare che cosa dobbiamo guardare, su che cosa dobbiamo ridere, che appartenenza culturale dobbiamo avere, perché secondo me il punto rimane proprio qua, ovvero che nonostante noi conosciamo benissimo e siamo abituatissimi al modus operandi di una certa stampa e di una classe politica ben precisa, comunque noi non impariamo nulla da questo. Perché nonostante potremmo quasi anticiparli nelle loro polemiche, non sappiamo comportarci di conseguenza e noi gli lasciamo questo, ci addossiamo questa sudditanza culturale, questo timore reverenziale che peraltro sono del tutto immotivati, no? E come la satira entra nel mondo del giornalismo, nel mondo della politica, nel mondo dello spettacolo, perché la satira è satira se lo è sempre e se è libera ed è legittimata a farlo. Anche il giornalismo può entrare nel mondo dello spettacolo ed è legittimato a farlo, nel mondo della politica può fare degli articoli, i giornalisti sono liberi di farlo, no? Allora però stabiliamo che il giornalista rimane tale, rimane un giornalista, nelle more dei limiti della dignità del suo lavoro, è libero di scrivere ciò che vuole, ma non perché appartenente a una intelligenza di sinistra, è arbitro di morale e deve sancire e battezzare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato e di conseguenza noi dobbiamo chiedere scusa. Secondo me è questo il vero punto focale di tutta una certa di un certo diktat di comunicazione mainstream a cui noi purtroppo sottostiamo sempre, senza saperci. Vorrei sentire la risposta della dottoressa Biffarini. Sì, sicuramente c'è una superiorità morale di cui si è arrogata, chiamiamola la sinistra, anche se ormai rimane anche molto difficile fare queste categorie così nette, queste Cioè lei dice che non è differenziazioni. così distinta la posizione? Cioè io direi che è assolutamente la sinistra. Lei invece dice che Su c'è che una sorta di cosa? ambiguità? Sì, dipende però che cosa vogliamo considerare per sinistra, perché se consideriamo la sinistra che c'è ora, non credo neanche che si possa chiamare sinistra. Se consideriamo Marco Rizzo di sinistra, allora parliamo di un'altra sinistra. Insomma, qui secondo me ci andiamo a impelagare in un discorso, in una disquisizione filosofica, politico, culturale, ma per semplicità possiamo anche parlare di mainstream e anti-mainstream, perché poi anche se parliamo di destra e di sinistra, io ritorno, scusate, sul caso Epstein, perché mi sta davvero molto a cuore e mi dispiace, sono stata così coinvolta anche emotivamente da questo caso e lo sono tuttora, perché secondo me davvero dobbiamo insistere su quanto sia epocale questo scandalo, quanto sia profondo e su quanto riguardi un aspetto che non è soltanto giudiziario, un'inchiesta sessuale, ma è proprio culturale, spirituale, antropologico e che ci porta a conoscere una certa élite del potere e i suoi usi e costumi.
E sul caso Pucci sinceramente l'ho seguito davvero molto poco, però se torniamo sul caso Epstein, qui non possiamo neanche fare questa distinzione tra destra e sinistra, perché di fatto chi si sta occupando seriamente in Italia di questo argomento? Davvero soltanto La Verità, ma io non vedo neanche gli altri giornali di destra, non Ma ho perché sentito politici di destra e quindi poi ma la concezione scusate, non so, infatti non voglio destra-sinistra l'ha esulare, superata. però poi destra e sinistra, una volta che si è serviti al potere unico globalista di cui noi comunque attraverso una condivisione di politiche dell'Unione Europea siamo diventati parte, qui capite che insomma per questo mi rimane un po' Ma perché c'è difficile una sorta di parlare. paura, secondo lei, anche da parte sia di alcuni politici di destra, sia dei giornali stessi, di parlare di questo scandalo? Qual è la Allora, motivazione che lei ritiene? sì, c'è paura sicuramente, c'è connivenza sicuramente, e quindi attraverso finanziamenti che vengono elargiti da think tank, da organizzazioni. E poi c'è ignoranza e insensibilità, perché appunto qui il confine è molto sottile tra capire la portata di questo scandalo, che anche chiamarlo scandalo, scusate, ma è riduttivo, ci vorrebbe davvero un termine ancora più forte, di questa mostruosità, e invece relegarlo a un puro fatto di appunto giro di donne, di ragazzine, di giovani minori, come le ha definite Repubblica. Repubblica non ha detto bambine, ma giovani minori. Insomma, c'è molta differenza. Però bisogna avere una sensibilità, una formazione, una coscienza politica, culturale, filosofica e spirituale che attualmente manca e che nella classe giornalistica, e che soltanto alcune persone, alcuni giornalisti sono in grado di fare. Così anche non ho visto ancora programmi televisivi dedicati pienamente a questo caso. Allora, qui adesso E quello che è importante, a mio parere, scusate, è che non si confini soltanto a una discussione sui social network, perché i social network, X in particolare, è un grande strumento di informazione, però questo caso non può essere trattato soltanto sui social network, perché vuol dire che in questo modo non arriva al cittadino comune, all'opinione pubblica in generale, e è più soggetto comunque a falsificazioni attraverso l'intelligenza artificiale, fake news, notizie non verificate, e invece la gravità e la importanza del tema meritano un tipo di trattazione ben diversa, di tipo giornalistico e anche più certificata e qualificata. Ma sì, secondo me è vero quello che dice Ilaria Beffarini, Matt, il problema è proprio lì, cioè sicuramente merita una trattazione, però noi esistiamo anche per questo, proprio perché ci sono delle questioni di cui i media tradizionali non si occupano, e c'è un motivo se si occupano di altro, no? Perché questa è una cosa potenzialmente esplosiva, cioè dove tutte le elite che hanno dato forma al mondo, no? Come l'abbiamo conosciuto finora, facevano delle cose indicibili. Ora è ovvio che qui ci sia più interesse, no? A dividersi su Pucci, a dividersi su alcune cose. Questa è un'enorme questione di libertà di espressione, ma proprio gigantesca. Però io Di capisco libertà. magari i media americani che cercano in qualche modo di occultare la notizia o di, no, ridurne l'impatto. Quello che non comprendo è perché, per esempio, qui dall'Italia ci sia questa paura, no? Tu dici che in un qualche modo Perché i sta secondo collegamenti me- siano finanziando così dagli stessi. stretti. E posso dire, secondo me anche pigrizia, sai?
perché comunque te li devi andare a leggere, devi passarci un sacco di tempo. Cioè, ragazzi, ma io continuo a pensare a questa cosa, cioè Bill Gates, l'uomo che ha dominato l'OMS, che ha gestito tutta la pandemia, cioè tutto quello che abbiamo vissuto per anni, è uno che andava a passarsi del tempo su quell'isola, che frequentava la 17enne, no? E per cui persino sua moglie lo attacca, cioè, e noi ancora, questo non è uno scandalo Epstein, è lo scandalo del globalismo intero, cioè solo l'OMS con tutti gli ordini e i soldi che ha preso da Gates dovrebbe dire scusate, ci fa schifo questo signore qui che no, cioè pensate cosa è successo con il Me Too, quale terremoto, quanto ne hanno parlato qui tutto il mondo del femminismo. Dove sono quelli lì, quelle del Me Too, dove sono adesso? Cioè io domando, c'è qualche femminista sparuta qua e là, di quelle solite che contrastano il genere? No, ma vedi non sei aggiornato, perché adesso le femministe attaccano la destra, cioè hanno trovato questo collegamento per il quale, secondo loro, la destra avrebbe portato ad oggi, no, tutte le argomentazioni di destra deriverebbero dal caso Epstein, da qualche collegamento che io non ho neanche ben capito che hanno trovato loro, ecco. Però hanno cercato di, in un qualche modo, così, rovinare la reputazione. Sono fermi a Casarini che pubblica le foto fake di Trump dagli Epstein Files, capito? Cioè, è quella roba lì. È la pigrizia mentale nostra che poi a noi interessa. Posso usare destra e sinistra? Cioè, così, no? Posso aggiungere una cosa? Allora, qua a me va bene parlare destra, sinistra, chi c'è dietro, però manca un dato fondamentale. E ragazzi, non a caso Epstein si rivolge a tutti quanti chiamandoli goim, ovvero non ebrei. Non a caso Epstein si circonda di elite ebraiche, diciamolo così, in nome di cercare di uccidere tutti chi non è allineato a questa religione. Ma adesso detto così sembra una cosa ultra. No, però posso dire, allora, guarda Massimo, secondo me tu hai sollevato Israele è un punto che bisogna toccare quando si parla di Epstein Files, e qua abbiamo detto tutto tranne ecco, hai sollevato, secondo me Massimo ha sollevato un argomento molto interessante. Adesso però siamo in chiusura ormai di questa puntata. Io vorrei riaffrontarlo la prossima puntata, perché credo che ci sia il bisogno anche di approfondire questo tema. E quindi ragazzi, io vi ringrazio per averci ascoltato fino a qui e ringrazio la nostra ospite Ilaria Biffarini per aver dibattuto sul tema. Ringrazio Benedetta, Massimo, Francesco, e noi ci vediamo alla prossima puntata della Cittadella. Un saluto. Grazie a voi, Grazie. un saluto. Arrivederci. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né